È soddisfatto il sindaco di Palma di Montechiaro Castellino perché lo scorso 5 giugno è stata firmata la consegna ufficiale dei lavori e il 24 giugno sarà dato il via al cantiere, con la posa della prima pietra, per la messa in sicurezza e il ripristino del versante in frana di Contrada Ciotta Facciomare. Questo progetto è di fondamentale importanza per la nostra città, in quanto permetterà di collegare le nostre splendide località balneari, Ciotta, Facciomare e Marina di Palma, dice il sindaco Stefano Castellino, un'arteria vitale che stimolerà lo sviluppo turistico e contribuirà a risollevare una parte della nostra comunità che ha sofferto per la mancanza di collegamenti stradali adeguati, con conseguenze negative sul valore degli immobili e sulle attività commerciali. Grazie a questo intervento, conclude, aumenterà la visibilità dei nostri litorali e si apriranno nuove opportunità per il fiorire di attività economiche. Esprimo un sentito ringraziamento al Governo nazionale, afferma il primo cittadino, ed al Dipartimento regionale della Protezione Civile per aver permesso, in sinergia con il nostro ente, il finanziamento di 5 milioni di euro per la realizzazione di questo importante progetto. Grazie come sempre a tutta la squadra, conclude il sindaco.